interventi come elettrodotti e cavi di ghiaia per la costruzione dell'autostrada del Brennero ne hanno modificato pesantemente l'aspetto. Negli anni 70 nasce Cava Mirabei come proprietà ad Amoli, che nel 1975 chiede la prosecuzione dell'attività estrattiva. Nel 1977 viene autorizzato un ampliamento con l'indicazione del Magistero delle Acque che il piano Campania non venga scavato per più di 5 metri di profondità. Nel 1980 la proprietà passa alla SRL Cava Mirabei e vi è un'altra concessione di ampliamento con l'obbligo di ripristinare nel 90 a terreno agricolo con l'utilizzo di terreno vegetale che si doveva accantonare. Nel 92 la provincia e il comune di Caprino redigono un piano di recupero ambientale in cui si prevede appunto il ripristino della Cava Mirabei a terreno agricolo con inclinazioni delle scarpate non superiore al 45%, un gradone intermedio, eccetera. Ma questo ripristino non si realizza. Nel 1999 una richiesta di variante al progetto di sistemazione preventiva prevedeva l'abbattimento del diaframma con recupero di 160.000 m3 di materiale, ma non viene concessa. Così si arriva ad un'altra proroga al 2001 e con un'ulteriore proroga fino al 2004 per estrarre ancora 590.000 m3 con obbligo del ripristino originale. Sentite che il ripristino ritorna spesso ed è il grosso discorso di questa sera. Prima della scadenza del 2004 viene presentato alla provincia un progetto per un impianto di frantumazione con annesso un impianto per la produzione di calcestruzzo. La CTPA approva l'impianto per la frantumazione secondo il decreto Ronchi in quanto ampliamento per il trattamento e riciclaggio dei rifiuti e come tale indifferibile e urgente, ma respinge il progetto dell'impianto di calcestruzzo perché attività industriale che ha bisogno di sito idoneo, a meno che il comune non faccia una variante al piano regolatore. Nel 2005 viene ripresentato un progetto con l'escamotage che prevede nella produzione di calcestruzzo l'inserimento di polveri sottili provenienti dalle centrali elettriche a carbone. Un impianto di recupero e riciclaggio che come tale può essere inserito all'interno del sedime di Cava. Nasce in quel momento il Comitato per la difesa del territorio, che si mobilita e raccoglie 1600 firme di cittadini contrari. Sono queste le firme? Sono queste? Sono consegnate qua, le copie. Nel 2006 il Consiglio provinciale impegnava il Presidente della provincia, allora Mosele, ad istituire un tavolo di concertazione con i comuni di Caprino Veronese e Rivoli Veronese al fine di predisporre un accordo di programma per la qualificazione ambientale di tutta la zona dell'anfiteatro, prevedendo la dismissione delle attività estrattive e la delocalizzazione delle attività produttive ubicate nell'area in questione, in zone industriali idonee esterne all'ambito dell'anfiteatro morenico. Nel 2007 il Consiglio provinciale approva una mozione per un accordo di programma che, in vista della definizione di tutto il piano territoriale, coinvolga provincia e comuni di Caprino e Rivoli per ragionare e decidere per la riqualificazione ambientale dell'anfiteatro morenico e zone limitrofe. Il comune di Caprino non firma l'accordo perché manca, secondo lui, la zona idonea in cui collocare l'impianto, anche se zone industriali disponibili nei dintorni ce ne sono. Nel frattempo la società Cava Mirabei si sdoppia formando la società EcoBlu che presenta un progetto di variante al piano di ripristino originale, quindi non terreno vegetale come era previsto all'inizio, ma prevedendo una discarica di seconda categoria
per rifiuti inerti di marmo con contenuti di stirene non superiore allo 0,3%. La discarica, tenendo anche conto delle esigenze dei marmisti, viene concessa pur con l'opposizione del comitato. Dopo 40 anni di escavazione di 2 milioni di metri cubi di ghiaia, sia per l'ambiente sia per le persone che vivono nei dintorni, sarebbe stato corretto chiudere la cava, tenendo anche conto che siamo a monte dell'acquedotto che fornisce acqua a 4 comuni, come si diceva prima. La provincia comprende che il luogo è di altissimo valore e avvalla il ripristino col riempimento dell'enorme voragine, ma si esprime per il diniego all'impianto di produzione di calcestruzzo, facendo capire che va delocalizzato in zona industriale al chiuso. Nel 2009 la proprietà ricorre al TAR contro il diniego dell'autorizzazione dell'impianto da parte della provincia e il TAR dà ragione al privato che in effetti aveva in mano un progetto approvato. C'è da aggiungere che nel 2010 la presenza di varie discariche realizzate in zona in cui si scaricava di tutto, l'avete visto, anche rifiuti tossici, e che ha provocato il grave inquinamento di alcuni pozzi, è stato oggetto di una denuncia da parte del Centro Studi Il Baldo, composto dalle associazioni più rappresentative, ed ha avuto come risultato l'obbligo per il Comune di Caprino di attuare un piano di caratterizzazione, ossia un piano di bonifica sostanzialmente per stabilire lo stato di salute dei pozzi e del suolo per un'eventuale bonifica, piano che attualmente sembra non essere ancora partito. Ed ecco arrivati a questa sera, al discorso di questa sera. Abbiamo dovuto tagliare molti particolari, però ci sono novità legislative regionali, come questa legge regionale del 16 febbraio 2010 numero 11, che all'articolo 16 parla sugli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti speciali, che chiede agli enti locali di farsi protagonisti delle scelte per il futuro della ex cava Mirabei e dell'ambiente circostante.